adesso invece approfondiamo un po' il tuo discorso musicale, perché io devo sapere tante cose, nonostante, ecco, la prevendita dei biglietti sta andando davvero a gonfie vele del tuo grande concerto il 27 di marzo al Pala Partenope. La cara Nancy però ha adottato una nuova formula, davvero molto intelligente sei stata. Tu intendi andare a casa a portare i biglietti? Vabbè, sì, è stata un'idea inizialmente per il periodo dell'Epifania, poi abbiamo avuto tantissime richieste, quindi abbiamo dovuto per forza prolungare un po' la vendita andando a casa per casa di alcune fan che comunque erano impazziti a questa idea di avermi a casa loro. E niente, è andata alla grande, è stato veramente un grande successo, non me l'aspettavo perché ovviamente le persone mi hanno chiamata, mi hanno fatta tanti regali, ovviamente mi hanno accolta a casa loro offrendomi un caffè, anche un bicchiere d'acqua. Comunque è stato un bellissimo gesto anche sia da parte mia che da parte loro, penso. Per me hanno immortalato anche con un video, sì. Io ho seguito comunque i tuoi passi. Addirittura loro volevano proprio questo video perché volevano vedersi sulla mia pagina ufficiale, quindi è stato veramente un bel riscontro, devo dire la verità. Diciamo che poi le consegne fatte da me personalmente sono state fino alla fine di febbraio, perché poi ovviamente agli inizi di marzo sono impegnata con le prove del gruppo, del corpo di ballo e tante cose che comunque avrò da fare per il concerto. Però il contatto è stato positivo con la gente? Sì, tantissimo. Allora, quindi adesso invece ne approfittiamo per salutare la famiglia Criscuolo, ristorante Mirabella. Certo, coloro che mi invitano sempre ogni mese, io non potevo mancare, anche perché tramite questa bella trasmissione potete anche guardare il mio spot pubblicitario del mio concerto che si darà al Pala Partenope il 27 marzo, quindi venite in tanti, vi aspetto, anche perché festeggeremo insieme i miei decenni artistici e sarebbe carino festeggiare con voi che siete a casa. Io ci sarò, sai già, no? Sicuramente sei invitata, ti invito qua di persona, poi avrai l'invito, sì, perché ho fatto degli inviti per le persone più speciali, anche perché poi siamo cresciute insieme. Brava. Tu sei piccolo di cognome, ma sei grande come persona. Quindi... Non dire così. Non ti emozionare. Te sei grande in tutto e sei speciale, grazie, come artista, come donna. Grazie. Brava mamma anche. Grazie mille, grazie. Non ci resta che salutare il nostro grandioso pubblico con la canzone. Quale canzone ci canti? Non c'è rispetto, tratto dal mio nuovo album Indelebile, un brano scritto da me e quindi dedicata per tutte le persone che piace. Quindi da parte di Nancy è tutto, i da piccolo vi lasciano con questo saluto. Cantiamo Napoli! Da povertà, ma con l'amore, anche se all'improvviso non ti riconosco più, pure vizi che sti in mano, prima non le fatte mai, non è che sta vita caso, non avevo prima di sposare, ma si cagnate, non c'è rispetto fra noi, lasciami pure se vuoi, prima che serva con te. Ancora prima mi scusa, ma si cagna